L'irrigazione è indispensabile per un'agricoltura di pregio, ma svolge anche un importante ruolo ambientale. È quanto emerso dall'incontro promosso dall'Ambi Veneto, l'Unione regionale dei consorzi di bonifica, nel padiglione di Acque Venezia, l'evento espositivo e convegnistico dedicato all'acqua, collaterale all'Expo di Milano. I fenomeni meteorologici, sempre più estremi, come la siccità prolungata di quest'estate, evidenziano come la pratica irrigua nelle nostre campagne sia sempre più determinante per avere alla fine un cibo di qualità. Il cibo è irriguo semplicemente perché non c'è cibo di qualità, non c'è cultura di qualità, non c'è prodotto di qualità senza un'acqua adeguata. Quindi partiamo da questo presupposto per dire che non c'è un cibo di qualità, quindi la qualità dei nostri prodotti, la qualità che poi significa salute dei nostri cittadini, del nostro territorio e quant'altro senza l'acqua. Quindi l'acqua è indispensabile, la quantità d'acqua necessaria, la qualità d'acqua necessaria è indispensabile per avere un cibo di qualità. Ecco perché il cibo è irriguo. Il Veneto ha una grande disponibilità idrica grazie alla presenza di grandi fiumi, risorgive e ghiacciai nell'arco alpino. La rete irrigua, che porta l'acqua sui campi, è gestita dai consorzi di bonifica, che in Veneto si estendono per 1.200.000 ettari, cioè il 65% della superficie regionale, di cui circa la metà, 600.000 ettari, rappresentano terreni soggetti ad irrigazione. Il rapporto tra l'acqua e l'agricoltura ha delle esternalità positive per il territorio e chi lo abita. L'irrigazione è una pratica molto importante e che è alla base di un'agricoltura specializzata come quella del Veneto. Abbiamo sentito come la produzione di cibo è strettamente legata, la produzione di qualità è strettamente legata alla pratica irrigua. L'irrigazione però molto spesso è vista come la pratica irrigua e quindi di conseguenza l'agricoltura come grande consumatrice di risorsa idrica. Viene imputato un consumo di oltre il 70% della risorsa complessiva. A livello europeo e italiano scendiamo al 40%, però in realtà quello che noi continuiamo a sostenere è che l'agricoltura attraverso la pratica dell'irrigazione produce delle esternalità positive importantissime come quelle ambientali, la ricarica della falda, la risalita del cuneo salino, la condizione di biodiversità di certe aree, il paesaggio agrario e il paesaggio che noi molto spesso vediamo. Pensiamo solamente a quest'anno, se non avessimo avuto l'irrigazione avremmo avuto un Veneto di color giallo, non di color verde, quindi è un paesaggio che vive grazie a quella pratica irrigua che produce un'esternalità. Quindi se io oggi prelevo acqua da un fiume non vuol dire che viene utilizzata totalmente per produrre cibo, una parte produce cibo attraverso lo sviluppo delle piante e l'altra parte di risorsa viene restituita all'ambiente sotto forma di un'esternalità positiva, non è mai quantificabile e quindi molto spesso a carico totalmente dell'agricoltura. Accanto ad una gestione consapevole dell'acqua è necessaria una progettazione urbanistica più attenta. Abbiamo introdotto anni fa la cosiddetta invarianza idraulica, e cioè ogni volta che c'è una modifica del territorio si deve tener conto che questa modifica urbanistica del territorio non deve pregiudicare la sicurezza idraulica e quindi devono essere messe in atto tutte quelle attività, quelle opere che non aggravino già la situazione che c'è dal punto di vista della difesa idraulica. Adesso la Regione renderà obbligatorio con il prossimo piano territoriale, renderà obbligatorio la redazione da parte dei comuni del piano delle acque. Il piano delle acque ha lo scopo di sanare dal punto di vista ovviamente idraulico le problematiche esistenti comune per quanto riguarda la tutela delle acque e la salvaguardia idraulica del territorio. Questo va inserito anche nei piani dei consorzi bonifica e nei piani in generale della Regione che abbiamo parlato prima, che servono per tutelare il territorio dalle acque. Il rischio è che i riflettori sul tema dell'acqua si spengano una volta terminata l'Expo di Milano. Questo è un grande rischio. Questo è il rischio di aver percorso una opportunità in maniera brillantissima per 6 mesi, salvo poi richiuderla dentro un cassetto. Oggi emerge la proposta di continuare e mantenere quelle strutture di Expo che stanno a Milano, lo facciamo dal Veneto proprio,
perché restino un luogo di formazione, di informazione, di elaborazione di una progettualità di un paese, l'Italia, che insieme a pochi altri paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo utilizza l'acqua per irrigare. Una cultura che stenta in Europa, che stenta nelle scelte politiche anche della nostra classe dirigente, e chissà appunto che se insieme all'università, quindi a dei centri già di eccellenza del sapere, diciamo rigorosamente scientifici, non possano trovare un punto permanente in Expo. Questa sarà la nostra proposta.